Luca, presidentissimo, finalmente che ti sento. Ascolta, mi sta attento, fammi un piacere personale, riversi e scoe. Ma manda scoe tosi che ne posso più. Non so abituato a vederlo per casa tutte ste ore il toso. E ciao, d'ora a 14 anni, ti entri in camera, mi pare di entrare sul spogliatoio del Bayern dopo i supplementari, cos'è? Ma tocca tenere verto tutto tra gas, quello che il magna, connessione, sento cosa che mi costa tenere casa un toso. Bargi e scoe. Si fa lezione online, ma sei un casino, Luca. Capisci, dal punto di vista educativo, che mo passare 30 anni di che devono stare tutto il dì davanti al computer. Adesso sei un anno che diciamo, tu si stai davanti al computer, non ne sapi cosa fare, vergi, scoe. Ah, no, se può. Sì, go letto che l'Unione Europea vuole farne rossi scuro, ma no. Ma non si capisce il rosso scuro, Luca. I veneti non capisce il rosso scuro, bisogna che te canti una metafora. Metti Merlò, che ora gli accetta meglio. Ascoltami. No, ascolta, tutta è una pena che ti scrivo il discorso per il prossimo show del mezzogiorno, ascoltami. Ti scrivi, ti attento. E ci auguriamo tutti di passare dal Merlò al Rosatello entro febbraio. Da marzo saremo in fior d'arancio, aprile ribolla gialla, finalmente in primavera se godemo il bianco, sperando che l'estate sia frizzante e in autunno sia tutto passito. Così i veneti capisci, scrivi Luca. Aspetta che go Conte che mi chiama per sotto. Se sentimo. Ciao campione. Oh, di PC Conte! Oh, apriti gelo, finalmente se sentimo. Ho visto che ti sei andata a Sergio della pazzarella. Sfogate, ti ascolto, dimmi. Te ha fatto ben di metterti, ma sì, lascia stare. Lascia stare, Matteo Renzo, mi ricordo benissimo che a volte gli ha detto che se perdeva il referendum abbandonava la politica e vado a casa, se vede che non aveva i chiavi è rimasto in Parlamento. E lo so, ti che approvarle tutte. E a prima volta ti si andava a destra non andava bene, a seconda a sinistra niente, prova ad andare dritto, vediamo. Ti però non sta a avere aspettative, non sarà semplice. Guarda, ho idea che a vita del prossimo governo sarà come la lettiera del gatto, piccola e piena di stronzi. Ti hai sentito? Sì, anche te, tra Conte 1, Conte bis, Conte 3, se hai fatto manco film Harry Potter che ti governi Maria Vergine. Anche massa che fai un festone, se ti rivota fai un festone tipo bidet in America, che tu hai visto che parecchio. Che razza di evento che è Lady Gaga che cantava l'inno di America, Forrest Gump che presentava, hai fatto un festone, hai fatto. Fai anche noi altri. Presenta Carlo Conti, Conti con Conte, capire? Chiamiamo Bocelli che ti canta la sigla della legislatura e fa Conte ter partirò. Ti piace? Conte ter? Dai, avanti sempre. Ciao Conter! Ciao Conter!